Dai campi agli scaffali alla ristorazione, l'intera filiera agroalimentare soffre le conseguenze dell'epidemia di coronavirus. Il vitivinicolo ligure registra un primo calo delle ordinazioni da parte di alberghi, ristoranti e bar, in questo periodo poco frequentati. Un danno importante, commenta Coldiretti, perché la viticoltura rappresenta un settore vitale dell'economia regionale, coinvolto anche il Levante ligure. Disdette che riguardano anche gli agriturismi, è così? È il settore che ci preoccupa di più, anche perché ci sono state disdette sia a medio che a lungo termine, oltre che quelle a breve. Avete dei numeri per caso? Li state raccogliendo? Li stiamo raccogliendo, però si parla veramente di disdette a livello completo, aziende che non lavorano più. E poi c'è l'altro aspetto, quello naturalmente anche dell'agroalimentare, immaginiamo, quello del mercato, dei prodotti che arrivano proprio dai campi. Chiaro, perché andando in crisi il settore della ristorazione, vanno in crisi tutti quei consumi primari di beni come possono essere ortaggi, formaggi, vini, carne, beni primari di qualsiasi tipo. L'associazione chiede misure di emergenza come lo sgravio contributivo, la cassa integrazione in deroga, rapporti agevolati con le banche, ma anche di restaurare un clima di fiducia. Le speculazioni, infatti, danneggiano aziende e famiglie. È diffusa l'idea, ad esempio, che i prodotti agricoli trasmettano il virus. È un fatto molto grave, tuona l'assessore regionale Mai. Piante e frutti, hanno chiarito gli esperti, non trasmettono il coronavirus. E l'agricoltura ligure, conclude Mai, è tra le migliori al mondo.